Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, ben ritrovati. Prosecco, Prosec, il caso è chiuso. Con queste parole il governatore Zaia ha commentato la pubblicazione del testo del regolamento dell'Unione Europea nella Gazzetta Ufficiale che limita definitivamente l'uso ingannevole del nome Prosec sulle etichette croate o di qualsiasi altro Stato membro, generando confusione tra i consumatori. Le dichiarazioni integrali di Zaia nel nostro articolo pubblicato su notizieplus.it, che potete anche leggere cliccando sul link che vedete nella descrizione della news, sul video del TG, oppure andando direttamente nella sezione articoli della app gratuita TG Plus. Sono iniziati ufficialmente nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza delle 3 ex discariche lungo via Belvedere a Roncade, un'area complessiva di circa 60.000 metri quadrati dove sono state conferite circa 260.000 tonnellate di rifiuti. In questo sito, attivo negli anni 80, sono stati raccolti in modo indifferenziato rifiuti di vario tipo, umido, carta, plastica, metalli. In quegli anni, infatti, non esisteva la raccolta differenziata e la maggior parte dei rifiuti venivano portati in discarica. Le ex discariche di Roncade, profonde tra i 5 e gli 8 metri, nel corso degli anni sono state oggetto di numerosi monitoraggi che hanno evidenziato la necessità di nuovi lavori per garantire la loro definitiva messa in sicurezza. Bene, questo intervento è molto importante dunque per la comunità roncadese e anche per il territorio circostante, che ha ottenuto un finanziamento regionale, pensate, di ben 3,6 milioni di euro nell'ambito del piano di bonifica dei siti inquinati. E andiamo alla cronaca. Ladri nell'ex sede di Casa Zero in via Priula, nel paese della Battaglia. Il furto, avvenuto tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio, è stato scoperto solo negli ultimi giorni dal curatore fallimentare dell'azienda durante uno dei suoi sopralluoghi di rito nel magazzino. I malviventi hanno forzato la finestra al primo piano e una volta dentro hanno portato via caldaie, pompe di colore e materiale edile nel magazzino dismesso per un valore di alcune migliaia di euro. La merce, ancora imballata, era rimasta all'interno del capannone dopo il fallimento del consorzio. Sono dunque in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per cercare di risalire ai responsabili dei furti. Una murale gigante ritraente la storica immagine dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'opera è stata realizzata a Casale sul Sile dall'artista trevigiano Manuel Giacometti sul muro di recinzione della scuola secondaria Gramsci dell'Istituto Comprensivo. L'iniziativa rientra comunque in un progetto di eventi dedicato al tema promosso dallo stesso comune di Casale. Anche qui il nostro articolo, dove potete vedere una bella foto del murale Falcone e Borsellino, su Notizie Plus e sull'app gratuita TG Plus.